ringrazio per la vostra presenza qui a questo incontro su testamento biologico ed eutanasia. Qui segue una domanda: si può dire di no? Incontro che è organizzato dal Forum delle Associazioni Familiari del Tigullio, della cui segreteria mi onoro di aver fatto parte per molti anni, e con il patrocinio del Comune di Santa Margherita, che ringraziamo, e in collaborazione col Villaggio del Ragazzo, con la Fondazione Stella dell'Evangelizzazione della Diocesi di Chiavari e con il Movimento per la Vita del Tigullio. Dico subito che io sono qui, dietro a questo tavolo sono l'unico non esperto e forse adatto a questo piccolo servizio di presentare le relatrici, in quanto proprio non esperto, cioè persona qualsiasi che ha un interesse per questi argomenti e che però non ha nessuna competenza specifica. Io, che mi sono occupato e mi occupo un po' anche di linguaggio, direi che da un po' di tempo si assiste a un fenomeno che definirei un trionfo della semplificazione, che molto dipende dal rifiuto della fatica. Mi spiego: per capire la complessità del reale occorre fare una certa fatica e si tende sempre di più a rifiutare di fare fatica. Faccio qualche esempio perché ci capiamo tutti. È in questo modo che il nome della rosa è il Medioevo, non, come lo stesso Umberto Eco disse in un'intervista, una parodia del Medioevo, è il Medioevo. Oppure il Codice da Vinci è la vera storia della Chiesa raccontata dal profeta Dan Brown, eccetera, eccetera, perché si fa meno fatica. Io ho letto un po' di recensioni, ma anche di reazioni su internet alla proiezione di questo ennesimo filmato sul nome della rosa ed era un coro di entusiastiche reazioni a questo modo di raccontare il Medioevo, che per la stragrande maggioranza della gente è il Medioevo, perché mi viene rappresentato così. Il discorso sulla fatica riguarda anche la facilità, cioè è più facile, si fa meno fatica, aderire a un pensiero già formato, a un'opinione già costruita, messa a mia disposizione. Quando si parla di pensiero unico non è lo spettro di cui parlava Marx nel suo manifesto, non è qualche cosa di vago, è qualche cosa che ci attende ogni giorno al varco e ci attrae perché ci esime dalla fatica di pensare. Se altri hanno già fatto al posto nostro questo pensiero, basta mettere un like al posto giusto o al post giusto e la mia fatica è già finita lì. Ora, tra l'altro, io parlavo di complessità del reale, ma di fronte alla complessità spesso, per evitare la fatica, si rinuncia anche a servirsene quando andrebbe a nostro vantaggio. Pensate un po' quanto è straordinariamente ricca la nostra lingua e di tutta la sua varietà quanto poco se ne usa, o perché chi la insegna ha un malinteso senso di democrazia, o perché chi la potrebbe imparare, non che la dovrebbe imparare, che la potrebbe imparare a suo vantaggio per raccontare la complessità che lui è, e invece impara poche parole perché quelle le usano tutti. Vabbè, ci sarebbero tanti esempi da fare di questo genere. Per questa strada si compie la fortuna di certe parole che i mezzi di comunicazione sbandierano fino a che
le rendono quasi prive di significato. Esempio, la parola libertà. Nel nostro Paese, ma forse in tutto il mondo occidentale, presentare una legge come espressione di libertà ha effetti positivi su un'opinione pubblica che non si chiede, ad esempio, se quella libertà sia oggettiva, assoluta, per tutti, o prerogativa di uno dei soggetti che ne dovrebbero beneficiare. E allora, che cosa succede con certe leggi e con le notizie su certe leggi? Succede esattamente questo. Sapete che la prima proposta di una legge sull'eutanasia parte relativamente da lontano, perché veniva presentata nel 2013. La discussione in Parlamento, dopo che la Consulta, la Corte Costituzionale, ha deciso di colmare quello che ha definito un vuoto legislativo, parole abbastanza pesanti, C'è un vuoto, bisogna riempirlo. La discussione è iniziata alla Camera il 30 gennaio di quest'anno e il termine fissato dalla Consulta è il 24 settembre del 2019, di quest'anno. Nel frattempo è diventato legge il cosiddetto testamento biologico. Entrato in vigore nel gennaio del 2018, stabilisce la possibilità di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi. Ora, quasi tutti i media, quando parlano di argomenti come questo, scelgono di farlo sottolineando i ritardi della politica. Facile farlo perché la politica sembra essere sempre in ritardo, e però in qualche modo implicito o esplicito tendono a far pensare che una legge metterebbe l'Italia al passo con la modernità, come già accadde col divorzio e con l'aborto. Quindi contrastarne l'approvazione significa essere non solo conservatori, anzi medievali, come ormai è tornato di moda dire, senza conoscere nulla del Medioevo, mi viene da pensare, da parte di certi politici o giornalisti, ma anche si rimane come ricattati da un'accusa di essere indifferenti di fronte al dolore altrui, di negare una libertà fondamentale. Per dare questa impressione basta a volte solo una parola. Io, quando mi sono andato un po' a documentare, perché ripeto non sono un esperto assolutamente, in quasi tutte le notizie riguardanti questo fatto dell'iter della legge che si è sbloccato, eccetera, ho trovato l'avverbio finalmente. E basta metterci un finalmente per dare l'idea che era una cosa giusta da fare e finalmente è stata fatta. Allora, io credo che, personalmente, credo che si debba essere grati al forum e a chi organizza questo tipo di incontri, chiamando degli esperti, in questo caso dei medici, a dire la loro, partendo da un'ipotesi di lavoro. Si può dissentire? Si può dire di no? E lo chiediamo nell'ordine in cui parleranno, Gemma Migliaro, che è stata medico anestesista per lunghi anni, già presidente nazionale dell'Associazione Medicina e Persona, presidente, ancora mi risulta, del Comitato Genovese di Scienza e Vita, quindi una professionista che ha dedicato lunghi anni della sua vita a occuparsi di questo tipo di problemi. E poi la dottoressa Sylvie Ménard, che si può dire ogni istante della sua vita l'ha dedicata alla lotta contro il cancro. Prima all'Istituto Nazionale dei Tumori, è una delle più autorevoli ricercatrici mondiali sul carcinoma della mammella, ma negli ultimi, se ho fatto bene i conti, 14 anni,
Questa lotta è diventata un fatto personale. Nell'incipit del libro che ha pubblicato con Mondadori nel 2009 e che si intitola Si può curare, leggiamo: sono nata, lo diciamo perché lo dice lei nel libro, quindi non c'è nessun problema, sono nata il 1° luglio 47 sotto il segno del cancro e sono, tra virgolette, morta il 26 aprile 2005 di cancro. Quindi una vicenda personale che l'ha portata a cambiare radicalmente idea sul testamento biologico, benché ne avesse redatto uno, se non sbaglio, a 30 anni, quindi già molti anni fa, e sull'eutanasia, entrando anche non dico in conflitto, ma certamente in una diversità di vedute col suo maestro Umberto Veronesi, e realizzando e sostenendo che qualsiasi vita vale sempre la pena di essere vissuta fino all'ultimo secondo. Mi ha colpito, come dire, negativamente, mi ha lasciato un po' male, un'intervista in cui alla domanda come procede il suo tentativo di umanizzazione della medicina, risponde: sembra di lottare contro i mulini a vento. Però lottare lotta. E ultimo, cosa che a me fa molto piacere, fa la nonna e dice che fare la nonna è il miglior finale che esista, e io concordo pienamente. Dopodiché entriamo nel merito, diamo la parola alla dottoressa Gemma Migliaro, così incominciamo, da quello che ho capito sulla relazione che vorrà fare, incominciamo a entrare anche un po' nel merito delle parole, perché le parole contano, perché le parole sono importanti, e è meglio che sappiamo che cosa significano. Grazie. Grazie e buonasera a tutti. Allora, sì, io ho preparato una serie di diapositive, non è acceso? È acceso? Più vicino così. Una relazione in cui da medico e da anestesista vi racconterò, cercherò di raccontarvi e anche è brutto dire spiegarvi, ma insomma di spiegarvi alcune parole che sono all'ordine del giorno e che sono contenute anche nella legge di cui si è già parlato, che è stata approvata alla fine di dicembre del 2017, ma è entrata in vigore il 31/01/2018. Allora, innanzitutto è da capire subito che quello che chiamiamo testamento biologico nella legge viene chiamato disposizioni anticipate di trattamento. Io qui c'è un errore, disposizioni non dichiarazioni. E vi dico subito questo perché qui c'è l'articolo della legge, la spiegazione è che ciascuno di noi in un certo momento della sua vita, anche sia in buona salute ma anche già con un inizio di malattia, può fare la scelta di decidere e dichiarare e disporre quello a cui desidera, non desidera essere sottoposto come diagnosi, come procedure diagnostiche, come procedure terapeutiche, quello che vuol sapere, quello che non vuol sapere riguardo ad una sua futura malattia, e indica quello che si chiama un fiduciario, cioè una persona che dovrà fare rispettare le sue volontà. Quindi non è una cambiale in bianco che dà il fiduciario, e già su questo c'è una confusione, perché le persone, è capitato recentemente, di fronte a pazienti ammalati che per un periodo non sono più in grado di esprimere la loro volontà, dicono: beh, la mamma aveva detto che non voleva la tracheostomia, ma poi aveva cambiato idea. Ho capito, ma se ha scritto che non la voleva è un po' tardi. Quindi, ed è un evento concreto accaduto una settimana fa questo. Quindi, voglio dire, ci sono già questi primi vincoli. Allora, l'abbiamo già detto, sono questo documento, e quindi
lo scopo è quello di queste disposizioni anticipate di trattamento di favorire diciamo, il rispetto della dignità, dell'identità, dell'integrità della persona, come se proprio per garantire che la sua parte terminale della vita, o quando sarà malato e soprattutto quando non sarà più in grado di esprimere la sua volontà, non sia bistrattata, cioè non si vada contro appunto a tutti questi principi che nella legge vengono espressi. Quindi riguardo in Parlamento c'è stata una lunga diatriba, una battaglia fra quelli che sostenevano che era necessario scrivere dichiarazioni e quelli che poi diciamo hanno prevalso e che hanno scelto per le disposizioni. Perché disposizione è un termine usato nei testamenti. La persona dispone dei suoi beni per gli eredi futuri, ma noi non possiamo, cioè è una cosa diversa questo, lo chiamiamo testamento, è già il termine usato, infatti la legge parla di disposizioni anticipate, però lo volgarizziamo come testamento, ma in realtà è diversissimo da un testamento, perché nel testamento noi diciamo, lo sappiamo tutti, no? Che vogliamo che questa cosa venga lasciata, mentre invece qui decidiamo di noi, del nostro corpo, non è che, voglio dire, possiamo decidere, utilizzare questa terminologia, eppure è stata scelta perché disposizione è una parola cogente, cioè costringe chi resta, cioè chi si troverà a dover diciamo, eseguire tali volontà è obbligato a farle. E in più queste disposizioni hanno anche un'altra, si chiama vulnus, nel senso una cosa che non va bene, è il fatto che in tutta la loro spiegazione che fanno nella legge, il medico, la persona curante, il medico curante soprattutto, che potrebbe essere quello in grado di suggerire, consigliare, spiegare, non viene considerato. Si auspica che la cosa venga fatta, però se uno vuole andare da un notaio e dire io non voglio questo, io non voglio quello, senza, tutto sommato, non sapendone nulla, perché poi sappiamo che le informazioni sanitarie a molte persone le fa il dottor Google, cioè uno clicca su internet, cerca la sua patologia e comincia a leggere delle cose che è difficile anche per gli esperti capirne la veridicità, quindi potete immaginare. Quindi che cosa rappresentano? Diciamo, ecco, l'ho scritto questo perché queste norme che regolano le disposizioni anticipate di trattamento sono state inserite in una legge che parla del consenso informato, che invece è un'altra parte della prassi medica che ha una sua valenza, una sua importanza. Però cosa sarebbero queste direttive anticipate? Una sorta di consenso anticipato che le persone sane esprimono e che, come per dire, io rispondo già a te medico nei confronti delle domande che io, quando sarò in quelle condizioni e non ti potrò più rispondere, tu mi vorrai fare. Cioè, quando sarò che non potrò più parlare, tu saprai già che alla domanda, appunto, e adesso vedremo come si immaginano i giornalisti, appunto, le domande che il malato pone. Questo la leggiamo perché è proprio bella. Cosa si può accettare o rifiutare? Questa è proprio l'esplicazione ho preso Repubblica, ma l'hanno detto tutti. Quando si è lucidi e coscienti, si è liberi di scegliere o rifiutare cure e accertamenti. Così nelle DAT la persona può accettare di sottoporsi in futuro a qualsiasi cura, chiedere di essere assistita a oltranza, oppure rifiutare qualsiasi accertamento o terapia. Già il discorso di essere assistita a oltranza è un termine, voglio dire, no? Quando noi diciamo oltranza sembra quasi che sia contro ogni ragionevole speranza, contro ogni buonsenso, contro ogni logica. E poi dicono, può entrare nel dettaglio, non voglio essere rianimato, intubato. Le persone, secondo voi, hanno idea di cosa voglia dire essere intubato e di quando un medico decide che un paziente va intubato? Nel senso che per un intervento chirurgico si intubano i malati, ma non è che uno può rifiutarlo, perché sennò sta sveglio e sente, cioè
urla. Voglio antidolorifici, beh, quelli praticamente li diamo a tutti, non è che c'è una volontà. Oppiacei, ma cosa ne sai tu se a te serve un oppiaceo o se ti serve qualcos'altro? Voglio dire, grazie a Dio la farmacopea ha un vasto ventaglio di possibilità terapeutiche. Rianimazione meccanica, cosa vuol dire rianimazione meccanica? Cioè è il discorso di Eluana che ha staccato la spina, lì non c'era proprio nessuna spina da staccare, perché questo mondo della tecnologia, della scienza piace, nel senso che e fa anche, come dire, a questa sorta di narrazione per cui queste appunto, parlavamo prima con la dottoressa Menard, che quello che i pazienti temono è l'accanimento terapeutico, come se i medici si fossero appunto laureati per accanirsi sui pazienti, no? Vabbè. Voglio o non voglio che siano iniziati i trattamenti anche se il loro risultato fosse uno stato di demenza, uno stato di incoscienza senza possibilità di recupero, ma a volte è difficile immaginare che cosa succederà. Normalmente il medico opera per il bene del paziente, per la cura, non per, ed è veramente difficile, ci sono delle possibilità, ma ogni caso è veramente un caso a sé, come vedremo. Oppure resta sul vago, non voglio essere rianimato, quindi lasciatemi pure morire, qualunque cosa succeda, ma poi in che condizioni non voglio essere rianimato? Se vado in arresto cardiaco, se ho un'insufficienza respiratoria, voglio dire, cosa vuol dire non voglio essere rianimato? È proprio, però le persone leggono questo e dicono siamo perfettamente liberi di disporre della nostra vita, abbiamo questa libertà. Allora bisogna considerare due aspetti. Uno, che purtroppo voglio dire, l'Italia, come già diceva il nostro moderatore, ha dovuto seguire quello che fanno gli altri, cioè, e quindi ha sentito la necessità di regolare questa materia e di regolare, vi dicevo, anche la parte del consenso informato, di cui adesso non parlo perché non è il nostro tema, che invece è una parte di maggior spessore che va esaminata in un altro modo. E poi io mi voglio soffermare su questo aspetto. Il secondo elemento di contesto è il rilievo dato a questa famosa autodeterminazione del paziente, soprattutto nella relazione col medico. Allora, perché le persone malate, ma è un'esperienza che tutti abbiamo fatto, che entrano in contatto appunto col mondo sanitario, pensano, e chi lavora in sanità lo sa, che fino ad ora fosse stato loro negato di esprimere le loro volontà, le loro opinioni, quasi che fosse costretto ad accettare le scelte dei medici. Questo era una realtà in passato, quando esisteva la medicina paternalistica, in cui il medico era proprio per definizione quello che faceva il bene del paziente. Infatti non so se vi ricordate, ma è ancora di non tanti anni fa, c'era la prassi di non dire al paziente che era malato, di che malattia. Adesso è tutto veramente cambiato e quindi proprio per questa posizione anche un po' derivata dal passato, le persone dicono io sono padrone del mio corpo e della mia psiche, cioè io voglio decidere di me, che è un po' la traduzione di quello che diceva il nostro moderatore sul problema della libertà. Perché, ecco, l'altra cosa che secondo me questo testamento biologico a cui va incontro è che quando noi pensiamo alla malattia, alla morte, cominciamo a immaginarci, molte persone, una serie di situazioni in cui saremo, diciamo, non soltanto, chiamiamo così, tra virgolette, maltrattati, ma lasciati soli, senza ausili terapeutici, magari, come dire, no, con terapie sproporzionate. E quindi tutto questo è una cosa che viene narrata, no? Si parlano, le persone se la raccontano, cioè, si crea, come dire, un mondo anche di informazioni distorte che i media aumentano e su cui calcano la mano. Quindi noi vogliamo decidere per noi stessi, dimenticando che prima di tutto non siamo soli, ma soprattutto noi siamo fatti per essere in relazione, cioè la nostra vita è in relazione. Cioè noi non possiamo pensarci come degli esseri isolati che
indipendentemente da tutto e da tutti possono scegliere senza ricordarsi che nella relazione si vive e si cresce. Vi voglio raccontare, c'è mio marito qua, un esempio personale. Mio suocero, che era un personaggino, aveva i primissimi tempi che erano usciti i testamenti biologici anche sui giornali, che erano piccolissimi e la gente li ritagliava. Me l'aveva sottoscritto e me l'aveva firmato e dato in mano. Io ci sono proprio rimasta male. Gli ho detto: ma lei pensa che noi, quando ci saranno dei problemi di salute, la lasceremo sola, la lasceremo soffrire, non ci occuperemo di lei, non la seguiremo fino in fondo? Ma lei pensa questo? Lui non mi ha detto niente, poi il giorno dopo mi ha mandato una busta con scritto, con dentro sta fanne quello che vuoi. Perché proprio, secondo me, voglio dire, non ci possiamo pensare, come ci sono anche le persone sole, ma voglio dire, comunque il tessuto sociale e il mondo, un certo tipo di mondo, sta avviandosi verso una maggiore capacità anche di solidarietà sociale. Queste diapositive che adesso vi faccio vedere, che hanno in blu, non l'ho scritto perché ce ne sono tante, sono da me, col suo consenso, copiate da un carissimo amico che secondo me è uno dei miglior palliativisti che esiste in Italia, che si chiama Marco Maltoni e che lavora, è responsabile della struttura di cure palliative della Romagna e che lavora in un hospice di Forlì. È già venuto anche in Liguria svariate volte. Quindi lui identifica la libertà di autodeterminarsi come il bisogno di significato nel vivere il presente, il bisogno di compagnia nel presente e l'assenza di solitudine e di mancanza di senso, che sono i fattori che portano l'uomo a disperare. Cioè, come può l'uomo autodeterminarsi con tutte queste domande se non ha qualcuno intorno che lo aiuta e lo sostiene? E poi anche questa diapositiva, che è molto bella, perché anche le femministe ci hanno ripensato. Ed è bellissima questa frase, perché dice: le relazioni dovrebbero essere sostenute affinché l'espressione dell'autogoverno sia possibile, perché, come dice lui, l'autodeterminazione si compie in un'autonomia relazionale. Cioè il medico può fornire competenza e conoscenza medica, però deve ingaggiarsi in un'esperienza emozionale e anche offrire un supporto decisionale. Vi devo dire che questo è molto difficile, specialmente perché, e qui potrò anche essere contestata, i programmi di insegnamento delle strutture universitarie non prevedono minimamente, o prevedono molto poco, una educazione dei giovani medici che non sia tecnica, soltanto tecnica, cioè un'educazione alle medical humanities, come si chiamano, comunque un'educazione a fare anche delle persone, non soltanto dei tecnici, è più difficile. Allora, veniamo a un altro problema drammatico perché è importante. Allora, nella legge, anche questo è stato un argomento dibattutissimo, il medico è tenuto comunque a rispettare le volontà del paziente e all'interno delle volontà del paziente ci sono quelli che vengono definiti trattamenti sanitari. Quindi la legge ha scritto, lo vedete in rosso, che nutrizione artificiale, idratazione artificiale sono terapie mediche. Quindi, come tale, se il paziente scrive che non vuole terapie mediche di un certo tipo, il medico, secondo questa legge, è tenuto a sospenderle. Qui a seguire c'è dei piccoli brani di quella che è l'audizione che fece al Senato, mi pare, questo professore, che è un nutrizionista molto importante e che sicuramente non credo che abbia una posizione, ma lui disse: ma è difficile dare una definizione univoca di questa nutrizione e idratazione, perché
come dice lui, la stessa procedura di nutrizione artificiale può essere terapia di malattia, adiuvante di altre cure, essenziale mezzo per mantenere il paziente, oppure trattamento futile o accanimento terapeutico, che è una parola che non ci piace, a seconda del contesto clinico. Cioè, voglio dire, è proprio difficile decidere che cosa sono, come invece la legge ha deciso. Allora, accanimento terapeutica. Questa è la definizione di questa terribile parola, terribile sintagma si chiama, che dice trattamento di documentata inefficacia in relazione all'obiettivo a cui si aggiunga la presenza di un rischio elevato e una particolare gravosità per il paziente, con un'ulteriore sofferenza in cui l'eccezionalità dei mezzi adoperati risulta chiaramente sproporzionata, cioè straordinaria. Cioè, voglio dire, si fanno delle cose veramente al di là di quello che è sensato fare e anche clinicamente giustificabile per molti versi. Cioè, perché il problema è questo. Non vorrei farvi ridere, ma io quando faccio queste presentazioni alle scuole gli dico sempre che non si muore mai come nei film, cioè che uno ti spara e tu chini il capo ed è finita lì. Il percorso del morire è un processo del morire, è una cosa generalmente, poi vabbè, capita cioè ci sono delle patologie, però tendenzialmente negli ospedali si vedono il prolungarsi di questi processi del morire. E quindi, sempre Maltoni dice che il bivio a cui ogni curante si trova ad affrontare è se proseguire e stare di fronte al malato e al dolore fino a che ce n'è, come dire, la necessità e la richiesta, oppure se decidere che c'è una soglia di qualità della vita al di sotto della quale lasciare il malato andare nella sua solitudine, non ingaggiandosi più con lui. Questo è una mancanza di accompagnamento e viene, grazie a Dio, nella legge un po' invece, come si può dire, contemplata, che è proprio questa che si chiama pianificazione condivisa delle cure, in cui nel prosieguo, nello svolgersi della malattia, il paziente, il medico e i suoi familiari si trovano a cercare di comprendere non soltanto quello che è meglio clinicamente per il malato, ma anche quello che il malato desidera, quello che vuole, quello che non vuole, in modo tale che il paziente possa esprimere veramente un consenso, che a quel punto lì, capite, non è più il consenso delle DAT in cui ci sono scritte quelle cose, come abbiamo letto nell'articolo su Repubblica, ma ci sono delle cose concrete che vengono fuori dall'esperienza che il malato sta compiendo. Comunque, il rischio che le DAT si riducano a un atto formale e pericoloso è reale, poi la dottoressa Menard ce lo dirà con molta più incisività. E anche il contrario, cioè nella nostra vita professionale, credo, ci è capitato raramente di sentirci chiedere di interrompere le cure, specialmente ai familiari. Ci è sempre chiesto di fare di più. Cioè, voglio dire, specialmente in rianimazione, i familiari non si rassegnano, ma non soltanto di fronte alle persone giovani, ma anche ai familiari anziani, e chiedono consulenze, chiedono pareri, quando si cerca loro di far capire che veramente la vita sta terminando e che bisogna soltanto accompagnare il malato. Quindi anche questo non è disumanità e la rinuncia a queste cure futili, a queste cure che non, con l'accompagnamento della morte, ha una valenza fondamentale, e nelle strutture sanitarie hanno un ruolo fondamentale il personale infermieristico, che viene sempre considerato un'ancella del personale medico, mentre invece sono loro che stanno vicino al malato, molto di più del medico che fa il tecnico. Quindi il malato terminale non ci deve intimorire. Allora, eutanasia. Qui ci sono due definizioni.
Una è dell'Associazione dei Palliativisti, che dice: uccisione intenzionale da parte di un medico tramite la somministrazione di un farmaco a richiesta volontaria di una persona competente. A parte che i giuristi, secondo me, avrebbero da fare un discorso molto ampio su che cosa sia la competenza, perché c'è tutto il problema che si pone specialmente con i pazienti che vanno incontro alla demenza, malati di Alzheimer, quale sia la loro competenza. Ma non nel caso dell'eutanasia, ma nel caso anche delle DAT o dei vari consensi. Mentre invece l'Evangelium Vitae, che più o meno dice la stessa cosa, dice un'azione o un'omissione che di natura sua, anzi la amplia, e nelle intenzioni procura la morte, ha lo scopo di eliminare ogni dolore. L'eutanasia si situa dunque a livello delle intenzioni e dei metodi usati. Infatti quella che, anche qui confusione terminologica, viene chiamata eutanasia passiva, è proprio questa lettura di atti omissivi, in cui però che cosa conta? L'intenzione, lo scopo. Cioè se io lascio andare un malato perché voglio che muoia, è diverso che se io lascio andare un malato perché capisco che è ragionevole che lui vada, perché non ha più chance e non è più clinicamente sensato proseguire con altre terapie. Allora, l'assistenza medica al suicidio prevista in molti stati, devo dire che in molti stati è richiesto che il paziente compia da sé l'ultimo gesto, e credo che anche DJ Fabo abbia schiacciato lui il pulsantino con cui si è autoiniettato, credo del pentotal, del barbiturico. Quindi questa conquista di libertà, che di libero ha ben poco, perché ci siamo abituati per una storia che il professore ben sa meglio di me, a considerarci scissi, cioè da una parte c'è il corpo e dall'altra c'è la mente, ma invece noi siamo un tutt'uno. E quindi il pensare di poter decidere del nostro corpo è abbastanza privo di senso, perché il giorno che noi abbiamo fatto questa scelta di libertà, noi non esistiamo più e noi non siamo più liberi. Cioè voglio dire, un filosofo che dice una cosa molto sensata, che come dire, questa scelta comporta la perdita comunque delle condizioni di esercizio della libertà, perché non ci siamo più, come la esercitiamo questa libertà? Allora, che cos'è la sedazione palliativa? Su questo anche si sentono discorsi di tutti i tipi. È una somministrazione di farmaci non opioidi, che vuol dire che la morfina e tutti i suoi parenti vengono dati per alleviare il dolore, ma non per levare la coscienza al paziente. Per sedare un malato terminale fino all'incoscienza, come ultima risorsa per trattare dolore o altro sintomo clinico severo, refrattario e che non sia stato alleviato da una precedente palliazione sintomo specifica. Cioè, ci sono dei pazienti, prendiamo ad esempio gli insufficienti respiratori gravi, che per quanto tu gli dia la morfina per alleviargli il dolore, poi la morfina a quei pazienti lì non si può dare, ma insomma bisogna darla con cautela, e li sostieni con la fisioterapia, con altre modalità. A un certo punto hanno una tale fame d'aria che veramente vanno incontro a una sofferenza terribile, hanno un'angoscia spaventosa perché hanno proprio fame d'aria, come se si sentissero soffocare. Allora il medico si accorge che non ce la fanno e, se è possibile con loro, offre loro questa sedazione palliativa, che si usano degli ipnotici che hanno una durata nel sangue breve e che quindi non possono anche, volendo, essere sospesi per riportare il paziente a coscienza. E mi diceva il mio amico Maltoni che in certi casi ad alcune persone hanno dato come dei periodi di sollievo, ma che queste avevano chiesto poi di ritornare coscienti, ed è una cosa che si può fare, che chiaramente, voglio dire, hanno
un'attività, sono malati molto gravi e quindi spesso si spiega loro, se sono in grado di capire, che da questa sedazione terminale non ne usciranno più. Può succedere questo, però in alcuni casi possono ancora essere, come dire, risvegliati. E questa non è eutanasia, questa è vera medicina, cioè si curano i malati. È proprio tutta un'altra cosa. Certo, grazie a Dio in Italia le cure palliative stanno incrementandosi, questo anche grazie ad una legge i cui decreti attuativi diciamo, stentano un po' a essere implementati in molte regioni d'Italia, che però ha formato delle strutture, degli specialisti e ha chiesto anche dei requisiti particolari a tutte le strutture ospedaliere. Quindi adesso il problema dolore è un pochino di più affrontato e all'attenzione delle strutture ospedaliere anche non. Comunque, l'ho già detto prima, non esistono mai ragioni cliniche per uccidere un paziente o accelerarne la morte. Questo mai. Quindi, ve lo leggo perché ho paura di sbagliare nel parlarne. All'interno delle condotte sanitarie che lasciano accadere l'evento morte attraverso la non attivazione o l'interruzione dei trattamenti che tengono in vita il paziente e delle cure palliative idonee a controllare la sofferenza terminale, si colloca un ampio spettro di comportamenti medici sanitari che è molto difficile definire e che possono causare nell'operatore dubbio e incertezza e timore. Cioè il problema è che purtroppo nessuna legge ti potrà mai garantire sulla giustezza, tra virgolette, del tuo operato. E nessuna legge riguarda queste cose naturalmente. Un altro briciolo di racconto, sempre dall'esperienza di mio marito, che fa il neurologo, paziente con la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, giunto quasi alla fine del suo percorso, aveva accettato la nutrizione attraverso lo stomaco che si chiama PEG, ma non la tracheostomia. Viene ricoverato per mettere questa PEG, per le condizioni della sua malattia, in ospedale si aggrava. Viene rianimato, gli si sostiene la respirazione, però era certo che lui non volesse la tracheostomia. Allora è rianimazione. In rianimazione sono riusciti a svegliarlo, pur essendo ancora sostenuto nella ventilazione. Lui ha riespresso inequivocabilmente la sua volontà. Gli hanno levato il supporto ventilatorio, lo hanno assistito, lui è morto in reparto 12 ore dopo o 6 ore dopo, assistito dai suoi familiari. E questa non è eutanasia, questa è la pianificazione condivisa delle cure. Quindi, sono in ritardo? Ci do una botta. Ciò che conta è lo scopo, cioè il motivo per cui si fanno le cose. E per concludere, questa è la legge di cui parlava il moderatore. È stata proposta in Parlamento, io ahimè non l'ho riportata tutta intera, comunque non soltanto depenalizza il reato di eutanasia, cioè di omicidio del consenziente, ma anche rende obbligatoria al medico il rispetto della volontà del malato e anzi gli fa carico al medico se il medico non ha fatto proprio tutto quello che il paziente voleva. Questa è veramente pericolosa. E infine, un'ultima diapositiva per concludere, che dice: il moltiplicarsi dei diritti individuali esprime l'aspettativa che l'ordine giuridico possa risolvere i drammi umani e assicurare soddisfazione ai bisogni infiniti che abitano il cuore umano. Le buone strutture aiutano, le buone leggi, e questa non è buonissima, ma da sole non bastano. L'uomo non può essere mai redento semplicemente dall'esterno. Con questo ho finito. La mia esperienza, tanto per dire, però l'ha già detto il moderatore, 45 anni di ricerca oncologica all'Istituto Nazionale di Tumori, ma non è di questo che vi parlerò stasera, è più della mia esperienza di 14 anni di convivenza con un tumore detto inguaribile, ma anche quello bisognerà vedere. Vorrei partire con il rapporto
Eurispes, non so se voi sapete cos'è, è un centro che fa delle statistiche, che chiede alla gente un sacco di domande e poi tutti gli anni produce questo rapporto pieno di percentuali. Questo rapporto, ahimè, dice che in Italia il 73% degli italiani è a favore dell'eutanasia. È chiaro che per me malata è un colpo nello stomaco incredibile, perché 73% vuol dire che 3 italiani su 4 sono favorevoli all'eutanasia, e per me questo è un grosso problema. Se non che, guardando i giornalisti che hanno pubblicato questo, hanno anche detto il suicidio assistito, di cui avete sentito parlare adesso, che è un passo un pochettino più breve rispetto all'eutanasia, in cui il medico ammazza il paziente. Questo è il paziente che si provoca la morte. E in questo caso solo 39%, che questo è un assurdo completo, perché nessuno intervistato può avere detto sono favorevole all'eutanasia se il medico agisce su di me, ma non al suicidio assistito, perché il suicidio assistito è un passo inferiore. Al che uno dice qua, voglio capire un pochettino di più perché ci sono queste differenze. E io da ricercatrice sono abituata ad andare un pochettino più a fondo del riassunto. In realtà questo 73% degli animali a favore dell'eutanasia è una colossale fake news. Colossale fake news che l'Eurispes ha pubblicato e i radicali ci hanno ovviamente sguazzato dentro. Non abbiate paura, non è così. Se voi siete contro l'eutanasia non siete la minoranza degli italiani, perché gli italiani in realtà, guardando il rapporto completo, al 65% sono contrari all'eutanasia in caso di grave limitazione fisiche come l'impossibilità a muoversi, leggete caso del famoso DJ Fabio, 65%, cioè 2 italiani su 3 erano contrari ad ammazzare questo ragazzo. Vado veloce, 62 contrario per i malati inguaribili, 66 contrari alla perdita, a quelli che hanno una perdita completa di intendere e volere, un po' meno in caso di perdita totale di autonomia. Allora, questo 73% come hanno fatto a inventarselo? L'hanno creato bene, perché il 77% è favorevole solo in caso di coma irreversibile. Allora, nel linguaggio medico, il coma irreversibile vuol dire morte cerebrale. Vuol dire il 77% degli italiani è d'accordo per ammazzare uno morto. Questo per dirvi, siccome gli italiani non sono imbecilli, come le domande vengono manipolate per far rispondere agli italiani, noi avevamo bisogno di una percentuale alta di favorevole all'eutanasia. Perfetto. Gli italiani sono favorevoli ad ammazzare uno che è già morto. Secondo, in cui sono favorevoli, in caso di estrema sofferenza fisica. La domanda però non prevede se al malato viene proposta un'alternativa a questo, cioè una terapia del dolore e delle cure palliative. È chiaro che io la prima, ve lo dico, sono contraria all'eutanasia, ma in caso di dolore insopportabile, non trattabile con niente, potrei arrivare anch'io a dire se la sedazione non funziona, sono d'accordo che preferisco morire che soffrire le pene dell'inferno. Ma questo è per dire come è stato manipolato. Rimane comunque il fatto che c'è un italiano su 3 che è favorevole oggi all'eutanasia. La legge si sta discutendo e allora voglio vedere un pochettino più a fondo perché questo 30%, 33% invece rischiano di obbligare tutta la popolazione ad avere una legge di questo tipo. Loro vi risponderanno, quelli pro-eutanasia, è libertà, la famosa libertà. Allora, io sono francese. Nel 68, nel maggio 68, ero studentessa alla Sorbonne ed ero sulle barricate. Il nostro motto era è proibito proibire, per cui a me proprio nessuno mi può venire a dire che non sono una per la libertà.
Però la libertà individuale finisce laddove compromette la libertà degli altri. Faccio un esempio banale. A me piace sentire la musica a pieno volume, lo faccio in un luogo deserto, sono libera di farlo. Se lo voglio fare nel mio appartamento con 25 condomini accanto, non sono più libera, perché gli altri hanno la libertà anche di stare un pochettino tranquilli. Quindi non è vero che siamo liberi di fare tutto quello che vogliamo. La libertà non deve però compromettere quella degli altri. Allora, sulla libertà, l'eutanasia come libertà di alcuno, dobbiamo verificare che non diventi un obbligo per degli altri che non erano per la libertà di ammazzarsi e che un domani rischiano di essere obbligati a farlo perché la legge c'è. Quindi la libertà di alcuni non deve in alcun modo condizionare la società verso certe scelte irreversibili. Già la legge italiana è molto chiara e dice che nessuno può essere obbligato a fare nessun trattamento sanitario e quindi la libertà personale del malato. Non voglio più il tubo, me lo togliete, non voglio più il respiratore, non voglio più farmi l'iniezione di insulina tutti i giorni, al diabetico grave, non c'è problema, entro un mese sei morto, sei libero di farlo, non condizioni me. Tu lo fai, è la tua libertà. In realtà questi grandi fautori della libertà, volendo questa legge che va sicuramente a toccare la mia di libertà, in realtà non è una scelta di libertà, è una scelta di paura. Paura di finire, come dice Fabre, che non poteva più muoversi, che era cieco, paura del cancro come malattia che il fine vita può non essere tanto piacevole, paura della diversità, della disabilità, paura della malattia. Il sano ha paura e fa male ad aver paura perché comunque ci sarà, un giorno potrebbe diventare malato. Allora vediamo questa paura come si può fare a fargliela passare. E questa paura è forte perché se avete letto i giornali di tutto quello che è successo recentemente, i giornalisti ci sguazzano dentro ed è stato detto che questo povero ragazzo aveva una vita inutile, una vita senza senso, una vita indegna visto che volevamo farlo morire in una maniera degna. Vuol dire che i disabili, i malati gravi, sono indegni, sono in una condizione che a noi sani non ci piacciono i disabili e se la sorte ci dovesse mandare una forte disabilità, noi preferiremmo morire. Io ho sentito un'ultima conferenza che ho fatto, una ragazza che ha detto ma io anche se dovessi rimanere su una seggiola a rotelle preferirei morire. Non dire stupidaggini, gli ho risposto, perché tutti quelli che sono su una seggiola a rotelle adesso, secondo te, un giorno hanno detto a me non dispiacerebbe una bella disabilità, anche loro erano contro, però quando è successo hanno rimparato a vivere, perché quello che la gente deve capire, da malato si cambia. Io ero pro eutanasia. Io sono allieva di Veronesi, quando ha lanciato il testamento biologico, anch'io a lei, che bello, no? Se non sono più completamente sana, avevo 30 anni, l'avrei seguito in capo al mondo e anche in capo alla sua eutanasia. E poi mi sono ammalato e lì ho cambiato tutto, perché il malato, la vita che gli è stato dato è quella, non è che ci sia una vita B, una faccia B, no? Che uno dice, al posto di questo dammi qualcos'altro. E questa è l'unica che rimane e uno si accorge d'un colpo. Io posso dire che oggi sono molto più innamorato della vita di quello che ero quando ero sana. Potevo anche sprecarne un po'. Adesso che si è un po' ristretta, io questa vita qua la voglio vivere al 100%, perché ripeto, da malato ho capito che cos'è la vita. Ho capito che la morte non è virtuale, è reale, arriverà, speriamo non troppo presto, ma quando arriverà sarà una cosa naturale che non mi fa paura, però nel frattempo non voglio assolutamente rinunciare a niente.
Chiunque quindi ha scritto da sano qualche cosa, se perde la coscienza, quello che ha scritto rimane ed è troppo tardi per cambiare, anche se magari nella sua incoscienza avrebbe ancora voglia di vivere. Per il paziente che ha coscienza ha scritto qualcosa. Cos'è il problema? Che ci sarà sempre il dubbio sulla sua capacità in quel momento lì, perché è malato, perché magari è trattato con oppiacei, perché ha dei farmaci che gli fanno un po', come dire, girare la testa, alcuni trattamenti sono pesanti. E uno può sempre mettere in dubbio la sua capacità di intendere e volere. Dice, da sano avevo scritto così, adesso questo non vale più. E uno dice, ma io, tanto quello che è scritto è quello che rimane. Quello che dici adesso magari non sei completamente libero, no, nel tuo pensiero, perché sei pieno di farmaci. E allora io mi fido di più di quello che è scritto. Perché una volta che sei morto rimane solo quel foglio lì. Se invece dico, ma il paziente aveva cambiato idea, chissà quanti avvocati si rivolteranno contro il medico che non ha obbedito a quello che il paziente aveva scritto. Cambiare idea. Direi che quello che ci dimostra che non è solo io, Sylvie Ménard, che ho cambiato idea, è in generale il disabile che ha cambiato idea magari su quello che pensava prima da sano. Basta vedere le associazioni di disabili nel mondo. Non prendo l'esempio italiano. 40 associazioni che si sono messe insieme per fare un documento in cui dicono che sono assolutamente contro la legalizzazione dell'eutanasia. Allora, bisogna intenderci, l'eutanasia lo si vuole per i disabili e quando uno è disabile l'eutanasia non la vuole più. Ma non potremo fare prima chiedere agli ammalati, ai disabili, qual è il loro parere sulle eutanasie, invece di aspettare che siano i sani che magari poi hanno cambiato idea. Cioè, secondo me sarebbe logico, perché l'eutanasia non è fatto per i sani. Vabbè, questo ne abbiamo già parlato prima, vado avanti. In questo momento in Italia, probabilmente questo sono molto ottimista, io dico circa l'1% degli italiani hanno depositato i testamenti biologici. Quando è stata fatta la legge, c'è stata addirittura in Parlamento, si sono abbracciati, c'è chi ha pianto perché finalmente questa legge così umana, così meravigliosa, così incredibile era passato e per tutti gli italiani finalmente eravamo in un mondo civile. 1% vuol dire che in realtà gli italiani fanno fiducia ancora al sistema sanitario e sanno che al momento in cui avranno bisogno c'è qualcuno che li curerà e non hanno bisogno di scrivere prima del tempo che loro non vogliono. Probabilmente sono quei 2 su 3 che sono contro l'eutanasia che comunque non depositeranno mai un testamento biologico. Questo è un esempio tra i 1000, un esempio americano, un paziente che aveva detto non voglio essere rianimato, durante la notte suona ripetutamente il campanello. Quando arriva il medico per rianimarlo, lui ha perso coscienza e le infermiere e i medici impediscono a questo medico di rianimare il paziente, dicendo lui ha detto, ha scritto. Ma il paziente perché ha chiamato? Perché ha suonato il campanello? Perché all'ultimo momento gli era tornato voglia di andare avanti un altro pezzettino. Il paziente è morto perché forse aveva scritto troppo, magari 30 anni prima, delle cose alle quali poi da malato non aveva più voglia di... Disperazione per il dolore, come dicevo prima, è l'unico caso in cui io posso capire perché un italiano, gente che ragiona, ha detto sì all'eutanasia in caso di estremo dolore. Se non che gli italiani dovrebbero anche sapere le leggi che sono state fatte. Nel 2010 è stato fatto la migliore legge
per la terapia del dolore che ci sia. È una legge molto precisa, molto fatta bene. Poi che i decreti attuativi siano lenti, sappiamo dove viviamo. Comunque a tutti i pazienti che hanno dolore deve essere proposta una terapia del dolore. Gli oppiacei sono difficili da manipolare, non tutti i medici sanno manipolare e allora spesso si tenta, diciamo, di superare questo piccolo problema. Il paziente deve essere informato dei rischi che corre, gli oppiacei possono essere molto tossici, sono regolati, la tossicità degli oppiacei è regolata in base genetica, bisognerebbe studiare tutti i geni del paziente per sapere se sarà uno particolarmente sensibile o più resistente, cosa che ovviamente non si fa. Ma comunque il paziente deve dare il suo consenso, deve essere consapevole del fatto che con questa terapia potrebbe anche morire. Però se la terapia che è fatta per togliere il dolore dovesse provocare la morte del paziente, questo non è eutanasia, perché la ragione per cui si fa la terapia è togliere il dolore. Se poi la terapia è un effetto collaterale sulla vitalità del paziente, ripeto, è morto di effetti collaterali. È come dire che uno che è arrivato con il cuore completamente distrutto va a fare un trapianto di cuore e muore sotto intervento chirurgico, che questa è eutanasia. No, è morto per le conseguenze dell'intervento che non è riuscito bene. Stessa cosa per la terapia del dolore. Rapporto medico-paziente. Il medico, uno decide di fare il medico per curare i pazienti, per dare conforto al paziente, che sarebbero i due ruoli del medico. Qualche volta il conforto non c'è tempo, però rimane uno dei ruoli del medico. E invece al medico che cosa si risponde la società? Accanimento terapeutico. Il medico è lì per torturarmi. Già ai ricercatori è stato detto che sono dei torturatori di animali, poi al medico che si accanisce, no? È un termine che è assolutamente odioso, orrendo. E allora che rapporto di fiducia ci può essere tra una persona, il paziente malato, e il medico che viene considerato uno che si accanisce contro il paziente? A questo punto la fiducia non può più esistere. Se il medico ha paura del paziente, che potrebbe denunciarlo, che potrebbe dire che gli ha fatto una cosa che era di troppo rispetto a quello che voleva e tutto, il medico farà quello che è la medicina difensiva, e io faccio quello che c'è scritto sul protocollo e niente di più, niente di meno né meno, però io non mi spingo di più, perché oggi il medico, si può dire, ha paura del paziente. Allora noi siamo andati completamente a distogliere tutto quello che il medico paziente e il malato ha bisogno di avere fiducia nel medico, non c'è possibilità di cura senza una fiducia. Per cui io proporrei di eliminare questo termine accanimento terapeutico, che non ha senso, anche perché le finanze degli ospedali oggi sono talmente, diciamo, in difficoltà. L'accanimento sarebbe una cosa che costa, e a me oggi la mia più grande paura non è che mi si faccia delle terapie inutili e costose, è che non mi si facciano tutte le terapie che potrei avere, perché i costi sono quelli che sono e diventa sempre più difficile. Allora non parliamo di accanimento, parliamo di abbandono terapeutico, casomai, che questo è una cosa che fa paura al paziente, molto di più della famosa accanimento. E se togliamo questo termine, forse il rapporto singolo del medico e del paziente nel privato della malattia, allora si può ricreare una buona fiducia del paziente verso il medico, e il medico non deve aver paura del paziente come un essere terribile che pensa solo a denunciarlo.
Vi faccio l'esempio, il rianimatore che ha passato tutta una notte a rianimare uno che ha fatto un incidente nella strada, l'ha intubato, gli ha tenuto su il cuore, gli ha fatto tutto, ha passato tutta la notte, la mattina dopo arriva magari la moglie che dice non voleva niente di tutto ciò, stacchi tutto. Dov'è la professionalità? Cioè questo medico, secondo voi, torna a casa felice di aver passato una bella notte ad accanirsi su un paziente che non lo voleva? Allora io consiglio a tutti quelli che sul testamento biologico dicono noi non vogliamo essere intubato, siccome i tatuaggi adesso sono molto di moda, fatevi tatuare lì, no, dove si entra con la tracheotomia, un bel senso vietato che almeno il rianimatore non cercherà di rianimarvi con una tracheotomia, almeno si risparmierà un po' di soldi. Poi si parla che è giusto l'eutanasia in caso di malattia irreversibile. Io stasera purtroppo a quest'ora vi devo dare una bruttissima notizia che è la vita che è irreversibile. Da questa vita ne usciamo tutti morti. La malattia irreversibile, il diabete è irreversibile, il cancro molto spesso lo è, ma qualche volta invece si riesce a curarla. La disabilità è irreversibile e un mio amico con il quale ho lavorato un po' ultimamente, Mario Melazzini, che è un ematologo, oncologo che a 50 anni si è ammalato di SLA, ha scritto un libro recentemente, completamente paralizzata, all'ossigeno, a tutto quello insomma del paziente con la SLA, situazione fisicamente terribile, che nel suo libro ha scritto io di irreversibile ho solo la mia voglia di vivere, perché si può vivere anche in quelle condizioni lì. Lui ha trovato la forza, ha trovato uno scopo nella sua vita e oggi dice io vivo meglio di quando la SLA non ce l'avevo. Guardate che è forte questo come... Un altro dato che ci viene da tutti quei paesi dove il suicidio e dove l'eutanasia è stato approvato, soprattutto come suicidio assistito, un dato che fa riflettere è che il numero di persone che si suicidano ogni anno, in Italia sono 4.000 e siamo tra i paesi diciamo del mondo dove si fanno queste statistiche con il numero minore di suicidi, malgrado la crisi economica e così. In quei paesi dove c'è l'eutanasia i suicidi non assistiti, di quello che si butta sotto il treno, sono aumentati, continuano a aumentare. Questo perché la spiegazione potrebbe essere non c'è più il tabù del suicidio, perché lo Stato stesso dà il permesso di farlo. Allora, chi avrebbe tanto voluto suicidarsi, però ha un po' di, come dire, ha paura di farlo perché la società non lo accetta questo, vengono considerati un po' dei vigliacchi che non sopportano di continuare a vivere. E non c'è più questo freno qua, la vita non è più un bene assolutamente da non toccare e così aumentano non solo i suicidi assistiti ma anche quelli non assistiti, si va verso l'ecatomba. Ma quello che in assoluto mi preoccupa di più, se ho ancora 5 minuti, è che se entra in Italia la possibilità dell'eutanasia, ci saranno meno risorse per mettere a punto delle migliori cure palliative e una migliore terapia del dolore. Su quello non è forse, è sicuro, perché le risorse sono quelle che sono, ce ne sono sempre di meno. Se c'è un'alternativa a curare bene il paziente fino alla fine e nella società viene questa immagine di una vita inutile, di una vita che non ha senso, allora questo diventa una spinta a dire al paziente guarda che adesso non abbiamo più niente da offrirti se non il suicidio assistito.
È una spinta verso la struttura sanitaria di non spingere meglio, di fare meglio le cure palliative, è una spinta verso il paziente per non essere di peso per la sua assistenza. Infatti le associazioni dei disabili, come dicevo prima, dicono no all'eutanasia, però alcuni malati dicono sì, nel senso che io non voglio essere di peso per la mia famiglia, né dal punto di vista economico né dal punto di vista personale. L'unico caso in cui uno dice io preferisco morire subito che obbligare la mia famiglia a fare tutta l'assistenza perché il sistema sanitario ha rinunciato a questo. Diventa uno status negativo comunque del disabile, comunque del malato grave, e la persistenza di tantissimi pregiudizi sociali, come vi ho fatto vedere prima. Si parla di vita inutile, vita indegna, che cerchiamo di eliminare con una morte degna. Il piano inclinato scivoloso si comincia dicendo eutanasia per quel 0,001% di malati e poi piano piano si apre sempre di più. In tutti i paesi dove c'è l'eutanasia riconosciuta, il numero di morti per eutanasia aumenta, ogni anno un po' di più. Allora, pensare che ogni anno ci sono più malati terminali non ci credo. È chiaro che la maglia, no, si aumenta e poi si finisce per ammazzare anche delle persone che non erano state previste. Per esempio in Olanda adesso sono anche i malati non terminali. Perché solo terminale? Apertura a bambini disabili e a malati di mente. Si comincia ad ammazzare gente che ha la mente che, non ditemi che hanno dato il consenso. Apertura anche a paziente non consenziente, che uno dice la sua vita è la sua qualità di vita è talmente ridotta che io prendo su di me a dire che non vale la pena e quindi si può benissimo ammazzarlo. Le assicurazioni che pagano, soprattutto negli Stati Uniti, le cure ai pazienti terminali, cominciano a dire io le cure non te le pago, ma se vuoi ti pago il suicidio, come è successo a questa mamma di 4 figli, a chi è stato proposto il suicidio assistito al posto della chemioterapia. Allora, la chemioterapia non è curativa al 100%, però qualche chance, qualche mese di vita in più glielo poteva dare. Invece l'assicurazione ha detto no, io non te la pago, ti pago il suicidio, così come è stato negato recentemente a un altro disabile, in cui l'assicurazione ha detto la tua vita non ha senso, per cui io non continuo a pagare per il tuo sostentamento, però se vuoi ti do gratuitamente, sentite, bella possibilità, gratuitamente ti do il suicidio assistito. Quello ha rifiutato, però l'assicurazione non gli ha più pagato le sue cure, quindi altro che libertà, no? Chi aveva il senso, la libertà, io posso fare quello che voglio, però intanto questi malati qua devono ringraziare il fatto che loro non possono continuare a vivere perché la loro assicurazione non paga più. Quindi, in poche parole, la società oggi è a un bivio, deve decidere verso gli sforzi che deve fare la comunità scientifica, verso una morte agevolata, facendo credere ai pazienti che questo sia il loro diritto di morire, ma non quello di essere curato meglio, oppure verso un migliore trattamento per tutti. Io sono sicuramente consapevole che ci sono delle zone dove i pazienti sono un po' abbandonati, non hanno tutte le cure, i conforti di cui hanno bisogno, ma noi spingiamo per dargli questo diritto alle cure o spingiamo verso gli diamo la morte? Questa è la domanda alla quale dobbiamo piano piano rispondere. Io sono molto contenta perché per chiudere questa relazione sono riuscita a trovare il mio grande professore che era pro-eutanasia, pro-testamento biologico, che è morto l'anno scorso,
Però alla fine della sua vita anche lui si è parecchio ricreduto, infatti ha scritto che se il paziente è curato bene, difficilmente chiede di morire. Se è curato con affetto, con amore, senza dolore, non chiederà la buona morte, come non l'ha chiesto lui del resto. Per cui anche, non solo Sylvie Ménard ha cambiato parere, ma anche chi aveva fatto dell'eutanasia un po' la sua battaglia personale, quando uno arriva al dunque, forse comincia a pensare un pochettino di più. E questo per dire che alla fine una buona assistenza, una buona terapia del dolore, buone cure palliative consentono al paziente che comunque, bene o male, la sua vita la terminerà. Grazie.